scegliere, il padre di Eluana Englaro ha scelto quella strada, mentre la famiglia di Sara Righetto, che nel 2001 è stata colpita da un tumore al cervello, spera nei progressi della ricerca. Vediamo questo servizio di Tina Ruggeri. Sara aveva solo 17 anni e mezzo, una ragazza con tutta una vita davanti, la passione per lo sport, la voglia di vivere, di pensare al proprio futuro, alla scuola, agli amici. Sara in quell'autunno del 2001 aveva confidato alla mamma di non sentirsi molto bene. Da qualche settimana soffriva di forti dolori alla testa e di piccoli fastidi agli occhi. Subito i controlli, le visite, poi il drammatico verdetto. Prima erano disturbi, poi erano malanni un po' più forti, attraverso vari controlli aveva praticamente un tumore al cervello. Insomma. 19 dicembre è stata operata, il 20 dicembre che è così, in questo stato di vegetativo, neurovegetativo. È un coma di tipo piuttosto profondo, anche se secondo me Sara qualcosina percepisce. Sapere a che livello, a che profondità, con che, questo non lo so dire, questo lei non parla, quindi non si sa, si può intuire, si può dire. Una storia drammatica quella di Sara, da 8 anni costretta in un letto, accudita in tutto e per tutto, alimentata da un sondino all'esofago. Dopo l'intervento per l'asportazione del tumore al cervello, Sara è entrata in coma. Finché c'è vita c'è speranza, racconta il padre. Spera nella ricerca, nelle cellule staminali che forse permetterebbero a Sara di ottenere nuovi piccoli frammenti di vita. Lei non avrebbe mai fatto come Englaro, togliere la vita alla figlia? No, diciamo che... questa è una domanda che mi fanno tutti, no? Però io tanto tengo a precisare che rispetto molto la decisione del signor Peppino Englaro, perché credo sia una cosa molto personale, molto intima. Dopo che in Italia manchi una legge che regolamenta questa cosa, è vero anche questo. Però io non me la sento assolutamente di dirgli è giusto, è sbagliato. È una cosa, io personalmente, adesso come adesso, non proprio una cosa che non mi passa neanche per la testa. Professor Geron, un'altra storia, una storia di speranza. L'accanimento terapeutico a volte è anche una chance offerta alla ricerca. Allora, due cose. Io ribadisco che il giudizio sul mantenere la propria vita in funzione dello stato in cui si trova non può essere che personale. Abbiamo avuto nei mesi scorsi la visita all'Università di Padova di un notissimo fisico che muove soltanto gli occhi. Ma questo uomo neanche gli passa per l'anticamera del cervello di abbandonare una vita che per lui è soltanto il movimento degli occhi. E lui dialoga con gli occhi e col computer. Però evidentemente è una vita che lui accetta e neanche si sogna di togliersela. Per un altro forse una condizione del genere è intollerabile. Quindi il giudizio non può essere che personale. Io credo che nessuno possa creare dei paradigmi, così va bene vivere, così non va bene vivere. È il singolo che deve dire sì, è una vita che io desidero mantenere, oppure se uno vuole dice no, questa vita non mi va e desidero toglierla, ma è un giudizio strettamente personale.